Colossesi capitolo 3. L'unione con Cristo celeste, o principio della vita nuova. Se voi siete risorti insieme con Cristo, mettetevi a scianne cose dell'angoppa, ad sta Cristo assettata vicino a Dio. Pensate a tutte le cose del cielo e non a quelle della terra, perché voi siete già morti a tutte queste cose e la vita vostra è nascosta insieme con Cristo in da Dio. E quando Cristo, che è la vita vostra, sarà spalafagata innanzi a tutto quanto, tanto si vedrà pure tutta la rolia vostra, insieme con la soia. Precetta la vita cristiana. Perché facete morire in da voi che la parte di voi che appartiene a questa terra, schifezza, ardenza, fedenzie, smanie, chine infamità, e che la smanie sfrenate pussate. Che non ne ha che durazione e dei. Tutte queste cose fanno attizzare la collera e Dio, in gola a tutti quelli che non stanno a sentire. Una volta pure voi eravate così, quando campavo in mezzo a tutti quei vizi. Mo vrighe, buttate e rasate a voi tutte queste cose, la stizza, l'ardenza, l'infamità, la mala non menata, tutte quelle parole chine pacchianate. E quando vi trovate a parlare insieme, non vi contate più bugie l'uno con l'altro. Voi vi siete spogliati l'uomo vecchio, con tutte quelle che faceva prima, proprio come vi trovate a gola un abito vecchio per buttare in da monnezza. Ma vi siete messi in gola un abito nuovo, siete diventati uomini nuovi e Dio sta cagnando. Giorno per giorno, a capa vostra e a cuore vostro, per portare in da quella conoscenza, arrefinita, e per far diventare suoccia essa, che aveva creata. E così non conti più per noi essere greci o ebrei, circonciso o non circonciso, furieste o coscite, schiavo o libero, perché quella che conta mo, ovvero per noi è Cristo. E tutta la presenza sua in ognuno di noi. Ma voi siete popolo di Dio, issa va scivita e vi va bene assai, perché vestitevi tutte queste cose nuove, e pietà, e amore, e umiltà, pazienza, dolcezza. Sopportatevi l'uno con l'altro, si trite qualche motivo per lagnare l'uno con l'altro, tenetevi sempre pronti a perdonare, proprio come il Signore ha perdonato a voi. La coppa a tutte queste già deve essere sempre l'amore, perché solo l'amore è quello che ci fa mantenere uniti. E la pace di Cristo regnasse sempre in tuo cuore, vostro, perché a questa siete stati chiamati, per formare un corpo solo con esso. E ringraziate sempre Dio, perché è storiale. La parola di Cristo potesse alloggiare con la razza in da voi, aiutatevi l'uno con l'altro, allezionatevi e ripigliatevi l'uno con l'altro, che la sapienza intonate sempre innanzi a Dio i salmi, inni e canto lo spirito, con tutto il cuore vostro e con la riconoscenza. E tutte quelle che facete, che parole e che fate, facetele sempre in nome di Gesù Cristo, che è il Signore nostro, e ringraziate sempre Dio per mezzo di esso, che è rapporto familiare e sociale. Voi, moglie, campate sempre sottomessa ai mariti vostri, a così come giusto innanzi al Signore. Eppure voi, mariti, volete sempre bene le mogli vostre e non ne trattate mai malamente. Voi, figli, mettete sempre in pratica tutte quelle che avreste del padre e mamma, perché questa è quella che il Signore si aspetta ognuno di voi. E voi, padre e mamma, non maltrattate i figli vostri, perché si possono pure scoraggiare. E voi, schiave, state sempre a sentire padrone vostro, e che questo mondo rinda ogni cosa. Comportatevi sempre con loro con franchezza e amore in mezzo al Signore. Non vi mettete a servire padrone vostro solo per far piacere a loro, quando state sotto all'occhio a loro. Tutte quelle che la vita fa, facetele sempre con piacere, come se stesso facendo una cosa per il Signore e non per l'uomo. Voi sapete che il compenso è vostro e la eredità che avrete in mano del Signore, perché se servite a Cristo, perché esso è il padrone vostro, ovvero. Chi invece fa cose che ne infamità sarà castigato per quello che ha fatto. Chi è? Perché innanzi a Dio siamo tutto quanto stesso. Voi padroni, rate a tutte le serve vostre, tutte quelle che è giusto, e non vi scordate mai, che pure voi tenete un padrone in cielo.